Buonasera, oggi andremo in cordata, lassù dove l'aria è sottile, con un celebre alpinista valtellinese conosciuto come il cacciatore di 8000, e lui si sta avvicinando a chiudere il cerchio di tutte le 14 cime più alte del mondo. Ma lui non è solo un himalayista, è anche un elisoccorritore, è un maestro di sci ed è una guida alpina. Ma lui direi che è anche uno scrittore e che è un sognatore che ha conosciuto la morte ma ha sempre scelto la vita. Che piacere avere allo specchio Marco Confortola, buonasera e benvenuto. Buonasera e buona domenica. Non ha voluto il trucco, è vero, per entrare. Lei gioca così, senza maschere. Senza maschere. Vero, niente trucco, anche se poi in televisione comunque spesso viene convocato per raccontare le sue grandi avventure. Serve per coprire un pochettino questi riflessi, giusto? Perché gli alpinisti hanno comunque una pelle un pochettino bruciata dal sole, di conseguenza un po' di trucco può servire per rendere tutto un pochettino più... Può servire. Grazie per dedicarci una domenica. Io non so se la domenica è un giorno di riposo per gli alpinisti oppure un alpinista non ha domenica. Un alpinista credo che non abbia domenica. Non abbiamo domenica anche perché la domenica, se pensiamo al lavoro di guida alpina, è quella giornata dove il cliente è libero dal proprio lavoro e allora si dedica magari alla sua passione e cerca la guida alpina. Di conseguenza le guide alpine lavorano di domenica. Non c'è domenica perché lavorando nel soccorso non esiste né sabato né domenica, si lavora sempre e tantomeno fare il maestro di sci. Per cui non esiste la domenica. Infatti mi ha detto che questa notte ha avuto una chiamata all'ultimo e comunque si parte, anche se nel cuore della notte ci può raccontare di che cosa si tratta, giusto per far capire al nostro pubblico che Marco Confortola non è solo appunto un himalayista, ma ha cuore proprio anche per aiutare gli altri. Sì, sono da 26 anni un tecnico di soccorso. In Lombardia ci sono 5 basi, Eli Brescia, Eli Bergamo, Eli Como, Eli Milano e Eli Sondrio. Eli Sondrio volo anche di notte. Questa notte ero di Eli Soccorso, ero di turno, di conseguenza a qualsiasi ora bisogna essere pronti per aiutare, per allungare la mano, proprio come fa la gente di montagna o la gente del mare, proprio allungare la mano verso quelle persone che hanno bisogno e sono in difficoltà, per cui anche questa notte siamo intervenuti. Ma come si gestiscono le emozioni in quel caso? Perché quando un alpinista va e ci mette il suo corpo, la sua mente, la gestisce individualmente, e lì in quel caso davvero bisogna salvare la vita agli altri in quel caso, come è successo nel 2017, per esempio. È stata una data storica, diciamo, del soccorso alpino. Lei ha tratto in salvo 7 alpinisti, sì. 7 alpinisti indiani. È stato un passaggio molto importante il 2017, anche perché fondamentalmente grazie alla fiducia, alla capacità, alla conoscenza e anche alla voglia di aiutare gli altri siamo riusciti con un'equipe fondamentalmente italiana, perché i piloti erano 2 piloti italiani, sono 2 piloti italiani del soccorso trentino. Io avevo raggiunto la vetta del Dauro Giri, scendevo dalla cima, io compio gli anni il 22 maggio, per cui ho fatto un compleanno veloce con i nepalesi e poi stavo tornando a casa mia. Il giorno seguente, di buon'ora, sono atterrati con un B3, un 350 che ne Corei, sono atterrati, hanno spento a 4.800 metri e sono venuti a cercarmi, hanno cercato uno Sherpa e hanno detto: dov'è Marco? Cercatemi Marco. E mi ha detto: ascolta Marco, non ci pagano, non abbiamo comunque comunicazione come utilizziamo e come sia in soccorso, abbiamo una corda di 15 metri, possiamo fare un lavoro col baricentrico, se hai voglia tentiamo di salvarli. Io potevo tranquillamente tornare a casa perché avevo salito il mio 8000, avevo raggiunto il mio obiettivo, avevo comunque a casa mio figlio e mia moglie che mi aspettavano, però ho detto ok, proviamoci. E ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo salvati 7 ed è stato un intervento molto ardito ma molto importante, perché la capacità dei piloti di volare a quelle quote, in altissima quota, perché lì si parla i nostri elicotteri non hanno tutta questa performance a quelle quote. Con una tecnicità particolare dei piloti, una buona capacità e con anche una fortuna a livello meteorologico, si è riusciti a portarne via 7 dalla montagna. Ecco, quando si salvano 7 persone in una montagna, diventa un risarcimento emotivo per un uomo, per un alpinista come lei, che nella vita ha visto perdere molti colleghi. È una grandissima soddisfazione, perché quando comunque si riesce, come dicevo prima, con un lavoro di squadra, con grande capacità, esperienza,
comunicazione, fiducia, riuscire a salvare le persone è fantastico. Infatti in 26 anni di soccorso abbiamo salvato tante persone, come comunque le ha salvate anche la Lega, perché questa è una famiglia molto particolare, una famiglia dove serve una coesione, dove serve tanta unione, dove serve proprio tanta comunicazione. Non serve l'aria fritta, essere molto essenziali, e poi ognuno di noi deve aiutare l'altro. Un grande team raggiunge grandi obiettivi, e quel giorno abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo riusciti a salvarne 7, e ricordo con piacere perché i 2 colonnelli, erano 2 dell'esercito indiano, nel periodo precedente alla salita, un mese prima, non ci consideravano, non ci guardavano neanche, eravamo 2 italiani. Alla fine del soccorso piangevano questi 2 colonnelli, perché abbiamo salvato 7 alpinisti, 7 dei loro soldati, insomma, no? Militari. Piangevano e continuavano a dire thank you, thank you, thank you. E io mi sono permesso di mettere una mano sulla spalla di un colonnello e l'altra mano sulla spalla dell'altro colonnello, e gli ho detto remember, it's the Italy team, siamo italiani noi. E l'abbiamo salvati tutti. Avete salvati tutti. Questa dimostrazione che l'Italia comunque ha fatto tanto in quel giorno. Certo. Allora, 1971 nasce Marco Confortola, zona Valtellina, Sondrio, Valfurva, Santa Caterina Valfurva, Parco Nazionale dello Stelvio, l'Ortales, insomma tutta quella zona lì. Quando si nasce ai piedi di una montagna, in fondo si ha davanti a sé due destini: o si decide di salirle oppure si volta le spalle alla montagna e si cerca la comodità in pianura. C'è lo spopolamento delle valli, per esempio, è un tema. Lei non ha avuto dubbi. Chi le ha insegnato comunque a guardare su invece che giù? Mi ha insegnato, credo, la montagna in primis, ma la fortuna di avere un papà che ama la montagna, che mi ha avvicinato. A 4 anni e mezzo ero già in vetta al Cevedale a 3.769 metri con mio papà, per cui da piccolino e poi da lì con gli amici del papà, con le guide alpine della Valfurva, poi ho intrapreso i corsi di guida alpina. Diventando la guida alpina più giovane in Europa. D'Italia ed Europa per 5 anni, esatto. Sì. A 18 anni, quando comunque i miei coetanei festeggiavano la maggiore età, io mi sono trovato invece a affrontare le selezioni per accedere ai corsi di aspiranti guida. Per cui questa grande passione fin da piccolino. Poi sono riuscito a far sì che questa passione diventasse poi un mestiere, certo. Perché poi da lì guida alpina, maestro di sci, poi sono entrato nel soccorso alpino e piano piano, step by step, ho continuato e tuttora vivo la montagna a 360 gradi. E a volte oso anche definirmi un creatore di sogni e sorrisi. Sogni perché il cliente che sogna di raggiungere la vetta del Gran Zebrù lo accompagno e gli permetto di raggiungere quel sogno. Lo porto, lo accompagno in vetta al Gran Zebrù, esempio, e poi lo riporto in valle. Sorrisi perché quando interveniamo con il soccorso, a volte, come ieri sera, riusciamo a portare ancora il sorriso al paziente, perché il soccorso non fa solo soccorso in montagna, facciamo di tutto. E se io penso a una persona che va in arresto, viene massaggiata, poi interveniamo con il soccorso, viene defibrillato, scaricato, portato in emodinamica, eccetera, e quella persona torna a sorridere, per cui mi vedo in questa figura. Sì, allora il sorriso lo si può avere con la neve e non manca, purtroppo, invece sempre di più sembra, no? che la neve manchi anche in montagna, e chissà, magari parleremo anche di questo argomento. Ma io volevo chiedere, come mai un alpinista che ha quelle montagne così meravigliose attorno a sé, poi in realtà guarda ad altre montagne che stanno altrove, cioè diventa un himalaista? Non bastano le Alpi per soddisfare l'alpinista? Sicuramente le Alpi sono magiche, perché le Alpi sono veramente un terreno di gioco molto importante, perché abbiamo tutto sulle Alpi. Però la magia dell'area fina, l'area sottile, è una magia particolare. Io ho avuto la fortuna di conoscere in giovane età Achille Compagnoni di Valfurva, primo salitore assieme a Nino Cedelli del K2 il 31 luglio del 54. Io ricordo che lui aveva comunque una baita in Valfurva. Luglio lo passava sempre in Valfurva e il 31 luglio festeggiava con gli amici e invitava i bambini piccoli della valle. Visto che mio zio era molto amico di Achille, mi portava e ascoltavo Achille e ascoltavo la storia del K2. E poi piano piano ho cominciato comunque a leggere, informarmi.
K2, la montagna degli italiani. Per cui mi sono avvicinato a questo mondo grazie anche a un altro alpinista italiano, Costantino Polenza, che aveva creato un gruppo di alpinisti italiani per salire l'Everest e rimisurare l'Everest, per cui una spedizione scientifica, e poi tentare l'anno del cinquantenario la salita del K2. E lì ho iniziato, mi sono ammalato di malaria, questo mal di malaria che tuttora ho. Adesso che sintomi dà? I sintomi che c'è un po' un richiamo, nonostante quando una persona scala un 8000 fa tanta fatica, tanti sacrifici, però sembra che raggiunta la vetta, in discesa, si pensa già al nuovo 8000. Questo male è un mal di malaria. Io se avrò fortuna, me ne manca uno, poi credo di smettere. Gashbrun 1, sì. Gashbrun, il G1, smettere con gli 8000, però questa lunga storia che dura ormai da 21 anni, mi ha dato tanto e mi ha tolto anche tanto, perché sì. Purtroppo abbiamo evocato il K2, il K2, e qui arriviamo a una data che è negli annali della storia dell'alpinismo, ma sicuramente una data che ha cambiato la vita anche a Marco Confortola, 1 agosto 2008, K2. Io vorrei capire direttamente dall'uomo che ho davanti cosa è successo. È successo che dopo aver salito il K2 senza ossigeno, il 1 agosto 2008, in discesa a 8.400 metri, ho avuto una sensazione di pericolo. Io ho avuto quella sensazione, ho chiamato una persona con il telefono satellitare, un alpinista, gli dissi, io sono a 8.400 metri, ho una sensazione di pericolo, e lui mi disse, se hai questa sensazione, ascoltala, ma non addormentarti. Se ti addormenti sei morto. E io mi sono fermato, ho bivaccato, un bivacco non preventivato. A 8.400 metri. 8.400 metri. Una notte all'addiaccio. Veramente. Temperatura? Molto. Fortunatamente il tempo è stato buono, non c'è stata una bufera, non c'era vento, per cui una serata perfetta, una stellata perfetta, magica. Freddo, certo, faceva freddo. Poi ripeto, un bivacco non preventivato vuol dire un bivaccare senza tenda, sacco pelo, senza fornello, senza idratazione, senza cibo. È stata veramente molto molto dura. 11 morti. Purtroppo sono morte 11 persone, 11 colleghi di salita, ed è stata veramente dura. Con me ha bivaccato Gerard McDonald, che poi il giorno seguente è morto, e Wilco Van Rooyen. È stata veramente dura. Sono giorni raccontati in Giorni di ghiaccio, uno dei suoi 5 libri, e quindi lì la morte che faccia ha? La morte io l'ho vista, l'ho immaginata specialmente a Campo 4, quando anche una scarica di sassi mi ha preso, mi ha battuto sulla coscia sinistra, e ho pensato, adesso devo solo vedere le valanghe che da sotto salgono, poi ho visto tutto. La morte io la immagino come viene immaginata, come viene comunque disegnata, con la falce, con un mantellone nero, quella è la morte, però nel mio pensiero l'ho vista e ho detto, non ho tempo per te, io torno a casa mia. Marco Confortola, comunque, quell'esperienza ha lasciato dei segni nell'anima sicuramente, ma anche nel fisico, perché poi per congelamento lei ha dovuto subire l'amputazione di tutte le dita dei piedi. Quando arriva quella notizia, come la accolse, il distinto, il primo pensiero? Dobbiamo amputare le dita dei piedi, che per un alpinista poi sono determinanti per sentire la montagna. Determinanti, però è anche vero che un alpinista, gli alpinisti, specialmente gli himalaisti, sono, tra virgolette, le macchine da guerra, sono molto molto determinati e sanno cosa stanno facendo. Sono persone che tengono duro, perché se noi pensiamo ai nostri nonni, io penso spesso al mio bisnonno che ha affrontato la prima guerra mondiale, freddo, abbigliamento inesistente, in più li sparavano, per cui fondamentalmente noi siamo molto determinati, molto decisi. Certo che quando il primario, non il medico che mi amputò, ma il primario mi disse, lei Confortola, dopo questa amputazione importante, perché io ho perso 8 centimetri per parte, facilmente zoppicherà, non riuscirà più a correre, 8.000 basta, e poi le consiglio anche il supporto di uno psicologo, perché per lei sarà un momento molto molto difficile. E gli risposo piangendo, perché ho pianto tanto, io mi arrangio,
però io ci ho messo un anno per imparare a camminare e ho sofferto tanto, ho pianto tanto, tanta seggiola a rotelle, poi c'è stato un periodo della ripresa che giravo in paese con le ginocchiere da pallavolista perché i piedi erano talmente piccoli che non avevo controllato il mio equilibrio, continuavo a inciampare e battere le ginocchia, per cui poi ho passato parecchi mesi sulla schiena, difatti io soffro mal di schiena, soffro comunque il freddo, soffro tantissimo il freddo ai piedi, però questo è un esempio, credo, bellissimo per far capire soprattutto ai giovani, ma non solo ai giovani, quanto sia importante aver voglia di lottare, perché volere è potere. Questa è una cosa che anche negli speech aziendali, quando parlo comunque nelle aziende, aver voglia di fare. Difatti questo mio cambiamento sia a livello fisico che mentale mi ha dato l'opportunità di iniziare a scrivere, ho scritto 5 libri, di iniziare a fare formazione a livello aziendale, trasmettere questo con l'esperienza, vuoi di guida alpina, vuoi di soccorritore, vuoi di malaista, trasmettere all'azienda quanto sia importante comunicare con gli occhi. E com'è il confronto fra un uomo libero che ha vissuto e vive la sua libertà andando in montagna e uomini che invece crescono, e non voglio essere tragico dicendo muoiono in uffici di plastica, dove l'orizzonte è limitato? Che cosa impara Marco Confortola da queste situazioni? Imparo tanto da loro, perché è una cosa che io sono ammazzato mio nonno è morto a 94 anni, mio nonno, pensate, ha fatto la Fontana School in Svizzera, faceva lo scalpellino, se voi andate a School, quella piazza che ha una pendenza, quella fontana l'ha fatta mio nonno, per cui mio nonno era un artista del sasso e mi ha sempre detto devi sempre ascoltare tutti, perché tutti comunque ti possono insegnare qualcosa. Difatti questa mia nuova vita di formatore mi ha insegnato tanto, perché il mondo è grande, non esiste solo la montagna, il mondo è grande e riuscire a confrontarsi e ascoltare le altre persone impari da tutti e questo è fantastico. 2008 eravamo rimasti quindi all'ascesa al K2 così tragicamente portata a termine, che però è stata un'opportunità per un cambiamento proprio per Marco Confortola, e la risurrezione, diciamo, alpinistica c'è stata col Manaslu, perché lei non ha interrotto la sua caccia di 8000. Manaslu, 4 anni dopo, 2012, noi abbiamo qualche immagine che penso conoscerà bene, la girate lei, credo. Diventa difficile tornare in studio, vedo che c'è ancora commozione su queste immagini, perché lacrime là e lacrime qui ora. Ho intravisto anche un numero SIC 58, e il riferimento ovviamente è al motociclista Marco Simoncelli, che è stato un suo caro amico, che poi purtroppo non in quota, non in vetta, ma a Sepang 2011 ci ha lasciati. Eccolo il Manaslu, 8.167 metri. Fra tutte le montagne questa, cos'è la più alta, il numero? Mi ricordo solo che è stato il mio primo 8000 dopo l'amputazione, perché dopo l'amputazione avevo provato il Lhotse, avevo provato il Daula Giri, però avevo sempre un freddo pazzesco ai piedi che tuttora ho, però qui è stata una soddisfazione infinita. Difatti la commozione è perché è stato il mio primo 8000 dopo l'amputazione e non è stato semplice, perché purtroppo anche mediaticamente tu sei finito, perché dopo l'amputazione Confortola era finito. E tornare ancora a 8000 metri è stato grande, e con quella bandiera, perché io, se penso a Marco Simoncelli, porto un esempio importantissimo. Marco
lo porto come un innamoramento con una donna. Più stavo con Marco e più io e lui andavamo in simbiosi. A parte la passione per il motore, però lui aveva una sensibilità verso gli altri, era un gran ragazzo, una persona con un cuore infinito. Difatti lui mi raccontava sempre che il suo sogno era quello di riuscire a fare tipo una casa famiglia dove ad aiutare i ragazzi, i disabili. Lui purtroppo se n'è andato il 23 di ottobre, però suo papà Paolo ha fatto quello che Marco voleva. Marco era una grande persona, oltre a essere un grande motociclista, perché purtroppo se n'è andato, ma altrimenti quel ragazzo vinceva il motomondiale MotoGP, perché aveva una manetta impressionante. Però oltre a quello era una persona con un grande cuore. E il motore mi ha dato questa amicizia. Il motore mi ha dato questa amicizia. I motori, infatti, che lei sente rombare anche con gli elicotteri. Tra l'altro, a proposito di grande cuore, anche Marco Confortola, dopo l'esperienza vissuta col terremoto nel 2015 in Nepal, si è buttato in azioni di solidarietà che già aveva sperimentato con l'iniziativa benefica Lo Sport e Vita, ma poi concretamente lei ha costruito con degli amici una scuola per ragazzi che non hanno le fortune dei ragazzi che vivono qui in Occidente. Com'è il confronto per un alpinista che ha molto dal profilo materiale con delle realtà di indigenza e di povertà? L'alpinista fa un viaggio in montagna, ma fa un viaggio anche in altre società. Penso che gli alpinisti, gli himalaisti vedono e toccano con mano la povertà. E tanti alpinisti comunque hanno investito del loro tempo su queste persone proprio anche per donare, perché io credo che nella vita ci sia un momento dove si riceve, ma ci devono essere anche dei momenti dove si dona. La scuola che abbiamo creato a Sindupalchu, che è una valle fuori da Kathmandu, è stata dimostrazione di riuscire ad aiutare queste persone, perché i bambini in Nepal vorrebbero due cose: mangiare e studiare, perché hanno capito che con lo studio loro potranno fare la differenza. Grazie agli amici di Bosch, con i quali io collaboro come formatore aziendale, Finale for Nepal, con un altro amico che lavora per raccogliere dei soldi, e Associazione 17, abbiamo raccolto dei soldi e abbiamo ricostruito una scuola. Fantastico. Se io penso ai miei 13-8.000, che poi sono 14, perché io ho salito 2 volte lo stesso a Pagma, per cui se facciamo il conto giusto sono già 14 adesso. E poi se pensiamo al fatto che bisogna acclimatarsi, li avrà saliti chissà quante volte, su e giù e su e giù. Vabbè, pazzesco. Però il mio più grande 8.000 delle mie avventure in Himalaya è questa, la scuola per i bambini. Ma tanti alpinisti, perché se noi pensiamo, già Hilary aveva creato comunque tante scuole in Nepal. Hilary, il primo salitore dell'Everest nel 1953. Certo. Per cui quasi tutti gli alpinisti hanno comunque dato qualcosa a questo popolo, perché queste persone sono importantissime per noi. Gli Sherpa o i porter, per cui i porter pakistani o gli Sherpa, sono quelle persone che ti permettono di raggiungere quell'obiettivo e vanno comunque ringraziati, perché è vero, perché se noi raggiungiamo i nostri obiettivi è anche grazie a queste persone. Ok, le montagne sono lì, ma queste persone ci aiutano. E questo è anche bello, riuscire a condividere con loro l'obiettivo di salire un 8000. Ma lo condividono i suoi obiettivi, li condividono i suoi obiettivi la sua compagna, suo figlio? Questa è una grande domanda che si fa agli alpinisti. Voi peccate in egoismo, nonostante le vostre indicazioni alla prudenza, che poi sembrano un po' retoriche, no? Per chi si arrampica e veramente rischia la vita, ha perso le dita, voi dite la prudenza è la prima cosa, però sembra poco credibile detto da voi. Lei pensa a chi sta a casa a preoccuparsi? Devo dire che, allora, innanzitutto, io vedo la sicurezza come uno stile di vita, e questa è la prima cosa. Inerente alla domanda, mia moglie Silvia è una persona che mi aiuta tantissimo, è il mio braccio destro, perché io sono sempre troppo di corsa, lavoro, conferenze, lì soccorso, allenamento. Lei comunque è quella persona che mi permette di fare tantissime cose, perché tutto il discorso di forma li prepara lei, risponde comunque a tutte le persone che scrivono, è sempre molto sul pezzo. Lei è la mia forza, e lei capisce anche quando io ho bisogno di andare a fare allenamento, perché tante volte noi maschietti siamo un po', tra virgolette, scusatemi la parola, un po' di spaccamaroni, no? Di conseguenza ti dice vai ad allenarti, perché è come avere in casa uno stallone che non riesci a farlo, devi farlo scaricare, vai ad allenarti.
condivide e che stiamo crescendo insieme. E comunque se io decido di fare il passo indietro, come è successo più volte sugli 8000, perché io ho fatto comunque 24 spedizioni, Nanga Parbat 2 volte, si è tornato il Nanga Parbat, il Lhotse, il Dhaulagiri, il K2 2 volte, insomma lo capisce perfettamente, perché se io decido di fare il passo indietro è perché effettivamente ho la sensazione di pericolo e io l'ho sempre ascoltate. Difatti grazie a questa sensazione, grazie all'ascoltare le mie sensazioni, io sono ancora vivo. E poi un'altra cosa, tornando sempre a mio nonno, mi ha sempre detto: ricordati Marco che il bravo alpinista, la brava guida alpina muore da vecchio nel suo letto. E questo è importante, questo è molto importante. Va augurato a tutti gli alpinisti. Grazie Marco Confortola per aver parlato col cuore. Grazie a voi, buona domenica. Grazie anche a voi, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra storia da raccontare, con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata.